Questa mostra che accogliamo nel nostro museo, di cui siamo particolarmente contenti, è stata progettata e organizzata dalla Fondazione De Claricini, Dorn Packer, e ringrazio anche il curatore della mostra, il professor Matteo Venier, e l'architetto Alvise Rampini, che ne ha curato l'allestimento, ovviamente tutto lo staff della fondazione. Era una mostra che stava nelle corde nostre perché è un museo di archeologia, però alcuni direttori dall'inizio hanno visto lungo, cioè hanno voluto che questo museo fosse un museo di archeologia, quindi di cultura materiale, ma anche un punto di riferimento per le fonti storiche. Per tutti questi motivi, quando mi è stata proposta questa mostra, ho detto sicuramente, ho letto il progetto, mi era piaciuto, ho intravisto qualità e l'ho vista come un gomitolo pieno di cose, pieno di concetti, ed è un gomitolo dal quale si possono tirar fuori tanti fili per cucire tanti vestiti, e noi sicuramente lo faremo perché è una mostra che dà tanti spunti da approfondire per le scuole, ma anche per i curiosi e gli interessati. Ben 50 enti hanno patrocinato le iniziative dantesche della Fondazione De Claricini, dei patrocini nazionali, internazionali, regionali e locali. Quindi abbiamo avuto la condivisione di questo percorso veramente a 360 gradi. 35 eventi che vanno da teatro, conferenze, musica. Quindi abbiamo creato un percorso che dura dal 25 di marzo e che terminerà alla fine di quest'anno. Siamo arrivati oggi dopo non poche difficoltà, perché chi si occupa di questa materia sa benissimo che una mostra dei codici danteschi del 1400 non è un'operazione sempliciotta, è un'operazione che ha visto diversi protagonisti, persone esperte, persone che è capaci di organizzare anche una mostra come questa. Il fiore all'occhiello di queste manifestazioni dantesche della Fondazione De Claricini approda a Cividale con l'inaugurazione dei codici danteschi presso il Museo Archeologico Nazionale. Una grande soddisfazione, città di grande cultura, città che ospita arte, che comunica e si respira quest'area di cultura, proprio grazie al sommo poeta che ricordiamo, dopo 700 anni dalla sua morte. A Cividale viene inaugurata questa mostra. Fino al 7 di novembre sarà presente in Cividale, darà l'occasione a tutti di poterla vedere, ma di poter anche apprezzare il nostro bellissimo museo. Il ricco programma da voi proposto si distingue per la qualità e per la interessante intuizione di esaltare i collegamenti fra l'aristocratica famiglia De Claricini, che ha segnato la storia del territorio, e l'universo culturale dantesco. Un palinsesto di iniziative, convegni e spettacoli, il cui momento forse più simbolicamente significativo nel sottolineare questo legame è rappresentato dalla mostra inaugurata oggi, che riporta a Cividale il prezioso e raffinato codice miniato della commedia dantesca, trascritto da Niccolò De Claricini nel 1466. Buon lavoro, Dario Franceschini, Ministro della Cultura. Credo che queste tre iniziative su Dante nella regione, qualche volta un po' forzate perché era difficile integrarlo nella storia della regione per certi aspetti, credo che sia tra le più riuscite, sia per l'organicità e la complessità delle manifestazioni organizzate, sia perché arriva con mostra questo catalogo con coerenza fino a tempi recenti anche a smitizzare i miti di Dante in Friuli, mentre per la Venezia Giulia c'è un altro aspetto di Dante che è quello irredentistico, che anche qui è un'appropriazione della figura di Dante, ma che comunque qui per certi aspetti come in Venezia Giulia va studiata, ed è questa l'occasione di studiarla che non era altrettanto conosciuta. Questa era una grande occasione anche per dimostrare ancora una volta come il rapporto fra quelle che sono le attività di ricerca proprie di molti di noi, molti colleghi, in realtà possono essere utilissimi per poi trasferire questo in qualcosa che aiuta anche a creare consapevolezza
del patrimonio culturale che c'è nel nostro territorio e naturalmente anche divulgare e promuovere questo patrimonio anche oltre i nostri confini. A me fa piacere pensare anche che al di là della valorizzazione della figura di Dante, soprattutto l'impatto che ha avuto nel nostro territorio, ma non solo per quanto riguarda l'aspetto letterario, ma anche in arte grafica e pittorica, possa essere attraverso queste iniziative valorizzato, così unendoci a tutte le varie iniziative che si svolgono in giro per l'Italia. È un piacere, oltre che un onore, essere qui a rappresentare il Senato della Repubblica. Abbiamo fatto diverse attività, diverse iniziative insieme per sostenere la cultura all'estero, la cultura italiana all'estero e in particolare rivolgendoci agli studenti. Io credo che queste celebrazioni così ricche, che hanno attraversato vari campi, dalla musica al teatro, alla prosa, alla letteratura, alla museologia, all'archivistica, siano molto, molto importanti, servano a costituire, a rafforzare quel senso di identità nazionale, che è un obiettivo molto importante, direi fondamentale. 100 anni fa a Udine veniva celebrata la ricorrenza dei 600 anni della morte di Dante Alighieri. C'era la neonata Società Filologica Friulana e poi c'era l'Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Udine. E queste due istituzioni si proposero appunto di celebrare in maniera dovuta quella ricorrenza e affidarono questo compito a un uomo di scuola che si chiamava Antonio Fiammazzo e fu lui, in quella circostanza, a meditare sul tema proprio dei codici friulani della commedia, a cominciare un itinerario di ricerca e di studio. Questi codici furono allora, appunto 100 anni fa, per la prima volta identificati, diciamo, e si cominciò uno studio di tipo filologico, quindi sul testo. Allora si cominciò appunto a studiare questo codice Claricini che in quell'epoca si trovava ancora a Padova. Ma naturalmente non c'è solo il codice Claricini, ne abbiamo sentito nominare prima dal rettore il famoso codice Florio. Pensate, sono solo 5 codici esposti qui, pochini, no? Più un frammento della commedia, però è curioso il fatto che di questi 5 codici 2 sono veramente importanti per la ricostruzione del testo critico della commedia. C'è il codice Cernazai, e questa è una cosa penso molto bella che possiamo dire, cioè 2 anni fa una ricercatrice friulana, Chiara Cravina, ha riconosciuto in un codice che oggi è custodito presso casa di Dante in Roma il codice Cernazai che tutti pensavano essere stato perduto. E qui riunito insieme, possiamo dire, a questi suoi confratelli, un tempo erano tutti in Friuli, adesso alcuni appunto hanno preso altre strade. E ricordo che 2 anni fa il professor Andrea Zannini mi chiamò e mi disse: tu che cosa sai del codice Claricini? E io tremai, no? Perché non ne sapevo moltissimo, e mi disse: studia e inventaci una mostra, no? Allora qui lo ringrazio naturalmente per questo compito che io spero di aver assolto, insomma, in maniera decorosa, e poi naturalmente ringrazio tutti voi che avete partecipato a questa cerimonia di apertura, quindi buona serata e buona mostra dei codici friulani della commedia. Grazie.